che sogno, Fiori, la parte di Siena, c'è la parte toscana, mamma mia quanto l'amo, la parte di Toscana della provincia di Siena, cioè questa per me è la vera Toscana, con tutto rispetto a che altri, insomma, ecco, che altri posti intendo. Wow. Ma che colori? C'è tanta roba, Fantastici. tutte case piccole di un carro. Però là che fanno il pane vino in anticipo. Ah, che cazzo di cartolina, sembra neanche il mulino bianco, perché ti ricordi che eravamo andati alla casa del mulino bianco quella Sì, volta? che c'era il massimale. È un agriturismo del cazzo, casa del mulino bianco. Vabbè. Poi il nonno che brucia le legne, adesso che sono, vedi? Aspetta, mi stacca il posto. Salute! Mi sto che salutare. Sì. Caro nonno, quanto gentile il nonno. Wow, palazzo Massaini o Massaini, non ci credo, ci sono posti liberi? No, impossibile, dai, impossibile. No, veramente? No, pazzesco. Ma non era questo il motore? Ah, perché i coglioni hanno messo la macchina? Che coglioni. Ok, dai, noi abbiamo trovato, ci stiamo, però ti metto già tranquillo se vuoi visitare anche tu questo splendido borgo, e adesso non anticipo altro, che ci sono tanti parcheggi in giro, cioè butta l'occhio, anzi vai nel sito Le Puntine, utilità, parcheggi per camper, dove sai che io ti metto i parcheggi tattici, ripeto, non tanto quelli panoramici, ma quelli tattici per vedere le cose fighe, ok? Quindi c'hai anche vari parcheggi in mezzo alle abitazioni, tranquilli, sicuri, eccetera. Qui mi si deve complicare sempre la vita, devo andare nella strada, quella del Gladiatore, quando tornavo a casa, che qui ce l'ho segnata su Google Maps, però devo passare di qua, che qua adesso è chiuso. Adesso vedo che deviazione fare, se no ci perdiamo anche il tramonto. Ma che casa strana, per quella del Patrino, no, come che si dice in toscano? No, ci vuole una C, se no non riesco a dirlo. Esatto, il padrino Coca-Cola, esatto. La camicia fonda. Ricacchi. Ciao, ok ragazzi, siamo arrivati a Pienza. Molto probabilmente ora ti metterò la musichetta, sicuramente metterò quella del Gladiatore, perché andremo a camminare sulla famosa strada del Gladiatore. La famosa strada del Gladiatore nel senso del film, da quando che lui tornava a casa. Così che ho fatto sia Brevard, no? L'inizio, quando si affacciava sulle Highland scozzesi, nella foresta di Tenebrae, che dove andavo nei fine settimana quando abitavo in Scozia, e ora vedremo anche a Stradea del Gladiatore. In più abbiamo visto anche l'arco di Twilight. Pausa musichetta, cioè, avendo visto il film fa tanto spessore, cioè esserci qua con le luci del tramonto così a dicembre, tanta roba. Buon stop, basta musichetta. Senza ombra di dubbio, adesso stai vedendo, senza musichette né niente, una cosa da provare. Adesso lascia stare che ci abbiano fatto il film o non ci abbiano fatto il film, e che signor film.
è una cosa secondo me estremamente tipica da fare, cioè camminare nelle colline senesi, soprattutto queste che sono veramente bellissime. Poi c'è questa strada, diciamo, di terra battuta perché ci passa un trattore, quindi è una cosa assolutamente da fare. Io ce l'avevo nel cassetto da tanti anni, cioè il fatto di andare senza senso, cioè senza percorsi, cose del genere, a camminare così nelle colline, nel niente. A me ogni tanto piace anche il niente. E devo dire che con questo tramonto, questo niente è veramente, ma veramente, fra sì sta arrivando la frase fatta, ma veramente tanto. Memo, spero prima di morire, voglio farlo in e-bike sta roba qua. Andare a perdermi, sì col GPS ovviamente, la mia schermona, in queste stupende colline. Magari no di notte, sì di giorno, sì. Ogni tanto mi ringrazio perché dico a me stesso, guarda cosa che mi faccio fare. A parte scherzi, guarda che sembra quasi una battuta, non lo è, riflettici. La tua vita, tutto quello che ti accade, dipende quasi sempre da te. Ti ho aggiunto nelle mappe anche l'area sosta camper, viene 12 euro per 14 ore perché c'è un lasco di tempo di ore dove è gratuita, ok? Non c'è la corrente, c'è solo il carico e scarico. Ne parlano molto male, nel senso che è trasandata, però ripeto, c'è il carico e scarico e quindi te l'ho segnata. Per far carico e scarico non devi pagare, hai capito? Cioè entri, lo fai e vai via. Spettacolo. 2 spettacoli in uno. Ecco il gladiatore che è tornato dal cammino del gladiatore, che si sistema. Sì, che mi ha detto di venire di qua il Fuffi, dove sei? Che mi faceva i gesti, vieni di qua per le coccole, ciao bello, vieni su però, non ci arrivo, ciao, sì, devo mettere a quadro, quanta bellezza, sembri un Springer Spaniel ma non sono mica tanto convinto. So, io non sono amante delle case, ma questo c'ha un giardino e una vista, fioi, porca troia. A Pienza già io do 10. Ha le finestre identiche a quelle delle chiese scozzesi. Non credo fossero, guarda che bello, quelli protestanti, perché li protestava mai, erano tutti tranquilli, sono che erano i coglioni proprio. Wow! Bellissima Pienza, bellissima, wow, bellissima. Quanti alimentari, fioie, che bellissime vetrine proprio, è tutto, è un sogno sto borgo, bellissimo. Allora io ora non faccio più video, nel senso che mi godo un po' anche la serata, più che altro perché ho la birra in mano e il telefono col power bank attaccato, più che altro il motivo è quello, sì esatto.
però mi ha sconvolto sto borghetto, veramente mi piace da matti. Vedo anche il discorso sotto Natale, con le luci di sera cambia tutto. Guarda i butt plug toscani, l'assurdità, Fioi, di vedere una bicicletta senza il lucchetto. E ripeto, stiamo perdendo queste cose bellissime, le stiamo veramente perdendo, cioè da noi sono già perse da ormai più di 10 anni. Il fatto che non aveva il lucchetto, poi intendo. E due, anche questa senza lucchetto, sono in brodo di giuggiole, veramente, veramente, infinite viete così, tutto bellissimo, 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 bellissimo. Sono veramente in trip, ragazzi, bellissimo, ultra consiglio. Io ho detto anche a lei, ascolta, portiamoci a casa un bel ricordo, basta, cioè fermiamoci qua, Montepulciano, Pienza, e dopo se proprio capita un secondo, cioè un terzo borghetto di ritorno, ma io mi fermerei qui, cioè 4 giorni solo 2 paesi, basta, e se no, come si dice, inflazioni, diluisci. Wow, bellissimo. È il polastro satanico. Dragone di ferro l'hai dato. È il polastro satanico, non il dragone di ferro quello. Anche siccome io adesso sono diventato razzista, noto che dove non ci sono negri, maranza, che sarebbero i magrebini, e zingari, i rom, c'è bellezza, prosperità, pulizia e sicurezza. Allora, noi siamo a fianco a quello che sulle mie mappe si chiama parking motorhome, no? Sì, lei si è in doccia. E il parcheggio si fa un po' da cagare, però sei attaccato al centro e alla strada, quella delle colline. Quinta bicicletta senza lucchetto. Io mi trasferisco qua, veramente. Un'altra, vabbè, qua nel buio, sempre senza. Sai cosa ho scoperto? Non lo sapevo, perché io sono sempre quello, come dire, che di solito non giudica male, cioè giudica dopo magari aver visto troppi fatti. E i Bangla rubano le bici, non l'avrei mai pensato. Invece non solo da noi a Jesolo, ma proprio anche in altre regioni. Non lo sapevo. Cioè, i fa festa qua, sono tutte, ma veramente tutte senza lucchetto. Stasera ve porto qua a Fioi. Cioè, il massimo della tipicità. Cioè, bisteccato e tartufo e i pizzi cacio e pepe. Ecco, quando ci hanno offerto lo spinello intendevano questo. Dietro alle quinte. Allora, un livello spinoso è una sorta di erba, mi dice. No, nella fotografia delle caramelle della Ricola di questo livello spinoso era tipo una pallina. Che ben che ti sta con l'estintore là. Tipo un'oliva però più piccola. No, sa da rosmarino, per questo forse l'hanno chiamato lo spinello, perché sa rosmarino. Quelle sono due persone squisitissime con le quali abbiamo fatto amicizia, abbiamo ciacolato tutta la sera. Idem il titolare del locale, siamo rimasti veramente sconvolti da tutte queste cose, questa sincerità, da questa accoglienza, da questa umanità. Per umanità si intende il voler sinceramente interfacciarsi col prossimo, legare e scambiare. E credo sia stato uno veramente delle... No, fine settimana, gita, vacanza, chiamala come cazzo vuoi, però veramente più belli di tutta la mia vita. Allora, il locale, ricordatelo, si chiama Da Bacchus. È di là, però. Sì, è di là. No, veramente. Un'esperienza sconvolgente nel senso che non siamo abituati, non sconvolgente intrinsecamente, ok? Ma proprio perché purtroppo, adesso non vorrei sminuire tutto quello che ho detto, non siamo abituati. È un po' come l'inglese che viene da noi e dice che la pizza è fantastica e va magari in una pizzeria medio buona, è che se da loro non fa bene la pizza, hai capito? E quindi sì, non voglio sminuire quello che ho detto, ma è così il succo. Appunti interni. La scena del gladiatore è stata girata dalla sua comparsa, non da, a parte che non era gladiatore, già era un attore che interpretava il gladiatore ovviamente, però comunque qui non è stata fatta neanche dall'attore, bensì dalla sua comparsa, insomma, ecco. È stato interessante un po' anche La quando... cena culturale. Sì, beh, quello senza ombra di dubbio, siamo andati avanti a parlare ore, poi ho detto chiudeva alle 9, ha chiuso alle 11:30, perché 9:30 e ha chiuso alle 11:30, e siamo stati là a parlare tutti quanti, è stato bellissimo. E mi ricordo questa cosa interessante, che ci aveva raccontato un po' tutti i personaggi famosi, molto molto famosi, che avevano mangiato lì, e però entrambi abbiamo concordato sul fatto che, a parte
la livella di Totò, cioè che sono persone veramente come noi o in alcuni casi decisamente inferiori a noi, certi ricconi politici eccetera, sono molto inferiori a noi, ma un locale, un professionista, se vuole sfondare deve essere come la Ferrari. La Ferrari non ha bisogno di pubblicità, se la Ferrari si fa pubblicità si abbassa.